Prima delle due corse per 4 anni, questa è sul miglio per 6, 1 dai Kiripiz, 2 Delicious Trio, 3 Decollo SE, 4 Dolce Nera, 5 Dylan Chris, 6 Dawson dei Greppi, favori nettissimi per dai Kiripiz, allieva di Alessandro Gocciadoro, 1 di Steccato, controfavorita numero 4 Dolce Nera con Enrico Bellei. Macchina stacca in breve con Dolce Nera superata anzi è Dolce Nera che va a condurre in poche battute proprio su dai Kiripiz, terza posizione per Delicious Trio che precede Decollo SE, velocissima Dolce Nera, ha sfruttato il numero esterno dei Kiripiz per portarsi a condurre 15,4 per i primi 200 metri di gara. Situazione che non cambia, in terza posizione rimane Delicious Trio, mentre all'esterno cerca di progredire Dylan Chris. In coda si mantiene Dawson dei Greppi, se ne vanno in 47,9 i primi 600 di gara. Al comando Dolce Nera cerca di moderare l'andatura, Dylan Chris all'esterno, ora è seguito da Decollo SE, se ne vanno gli 800 in 1-3-3, siamo all'attacco della penultima piegata, seconda posizione per la favorita dai Kiripiz, metà della penultima piegata, non cambia nulla, con Dolce Nera che porta a spasso la compagnia, completa 1 chilometro addirittura in 1:18,6. All'esterno rimane Dylan Chris, poi dai Kiripiz ancora Decollo SE, in coda Dawson dei Greppi che segue Delicious Trio. Intanto 400 scarsi alla conclusione, c'è stato un 30 in questo quarto, poi un 14,7, ora in vantaggio Dolce Nera all'ingresso in retta d'arrivo, sprint in terza ruota Decollo SE, completamento della piegata, ingresso addirittura con Dolce Nera in vantaggio, Dolce Nera allunga, Dolce Nera prende vantaggio dai rivali e nel finale il raddoppio di Enrico Bellei con Dolce Nera, il secondo posto è per dai Kiripiz, mentre per il terzo probabilmente Decollo SE precede Dylan Chris, 1:16,1, 29,2 a chiudere, e Dolce Nera Enrico Bellei subito al raddoppio dopo il successo con Express Dark nella corsa per 3 anni, si ripete in quella per 4 con un identico percorso di testa, questa volta fin dal via Dolce Nera sopravanza subito dai Kiripiz e poi se ne va per proprio conto, 29,2 a chiudere. Bel primo piano per l'altra allieva di Enrico Bellei, sempre società allevamento Enrico Bellei. Questa volta per la signora Olga Torres.